regione. E quindi diciamo che questa manifestazione del 16, oltre ad essere una manifestazione contro la Romea commerciale, si è voluta inserire in queste serie di manifestazioni a livello locale che verranno svolte e saranno svolte oggi e domani. È quindi una protesta generalizzata, perché ormai a tutte le forze che sono impegnate nel contrastare questo modello è a tutti chiaro che le logiche che muovono tutti questi attacchi al territorio e alla società civile sono tutti legati da uno stesso filo rosso. La società politica sembra continuare ad ogni costo, pervicacemente, contro le indicazioni di tutti i movimenti locali, a perseguire la strada del nuovo invece che della ristrutturazione del vecchio, dell'antico. Sì, il caso della Orte Mestre direi che è significativo, emblematico rispetto a quello che dici tu, per il fatto che si vuole costruire qualcosa di nuovo che è un doppione di quello che c'è già, per drenare risorse e spostarle sul fronte degli interessi particolari, degli interessi dei privati, a scapito delle reali necessità del territorio, che in questo caso è la messa in sicurezza dell'attuale Romea, che non sarà messa in sicurezza, che continuerà ad essere pericolosissima, a fare vittime, perché appunto non si vuole mettere mano a quello che c'è, e semplicemente perché questo significa dover spendere dei soldi invece che lucrare sulle nuove opere. Sappiamo benissimo chi c'è dietro la Romea commerciale, sappiamo benissimo chi c'è dietro Veneto City, e quindi credo che i cittadini debbano dire qualcosa, devono dare dei segnali che queste cose non sono più accettabili. Ci si preoccupa quando andiamo sotto acqua e la cementificazione continua ad andare avanti. Noi questo non lo possiamo accettare. Diciamo che cerchiamo di opporci in tutti i modi affinché questo non avvenga. Non so se riusciremo a fare qualcosa, però credo che quello che è successo stamattina, questa partecipazione di persone, sia un buon segnale, e speriamo che nel futuro le cose abbiano una risposta ancora più adeguata per l'importanza di questo ragionamento che si è fatto. Faccio parte di Mira 2030, che lavoriamo in collaborazione con Opzione Zero, e siamo sempre presenti nel territorio per vedere che le cose, eravamo a Veneto City a fare gli spaventapasseri e adesso siamo qua. Ecco i movimenti, sono quelli del no o quelli del sì? Ma in realtà i nostri no racchiudono dei grandi sì. Il problema è che se noi non diciamo di no a queste opere devastanti, costosissime e inutili, poi le cose che servono per davvero non vengono mai fatte. Noi, per esempio anche sulla Orte Mestre, abbiamo proposto delle alternative che sono facilmente realizzabili, che costano molto meno e che sono molto meno impattanti. Il problema è che ovviamente per fare queste opere ci mangia molto meno qualcun altro e quindi non vengono mai prese in considerazione, ma qui il nostro problema è mettere in sicurezza la Romea, la statale. La statale si mette in sicurezza con interventi che sono dell'ordine di qualche centinaio di milioni di euro. L'autostrada costa miliardi di euro e sarà pronta fra 20 anni se tutto va male. Leggevo un titolo di giornale che diceva di 900 milioni di euro che stanno arrivando nel Veneto per Mose, per la Pedemontana e per la A4. Ecco, appunto il Mose è stata una delle opere che ha mangiato più soldi in assoluto, parliamo di miliardi di euro. La dimostrazione è che appunto la Pedemontana e le altre autostrade saranno lo stesso, come dire, un cavallo di Troia appunto per queste lobby affaristiche che poi si mangiano i soldi pubblici. Voi provate a immaginare che cosa si può fare distribuendo 900 milioni di euro ai comuni per esempio del Veneto per mettere in sicurezza il territorio, per sistemare le case popolari, per fare la riqualificazione energetica degli edifici, quanto lavoro si produce, quanti benefici ne trae la comunità, quanti soldi in bilancio, in spesa corrente si possono risparmiare da destinare a per esempio ai servizi sociali, alla scuola, a quello che serve insomma. Basta cementificare, vogliamo che sia utilizzato l'esistente, mettiamo in sicurezza quello che c'è, utilizziamo le infrastrutture che ci sono e soprattutto smettiamola di puntare sulla gomma, puntiamo come gli altri paesi europei sul trasporto via rotaia e cerchiamo di rendere il nostro paese competitivo e non puntare su quello che ci ha portato a questo punto di incompetitività. Tu chi salveresti dell'attuale quadro politico? Non se ne salva uno. Solo noi. Noi chi siamo? Opzione Zero. Saremo
queste condizioni. Se non ci fosse corruzione trasversale, E non saremmo in queste condizioni. possiamo dire che l'Italia onesta e l'Italia creativa non ha rappresentanze nell'attuale quadro politico nazionale? Sicuramente il problema vero è che abbiamo una classe politica che quando va bene è totalmente inadeguata ad affrontare i problemi epocali che abbiamo di fronte, cioè qui siamo di fronte a una crisi globale che mette a rischio la stessa sopravvivenza sul pianeta Terra dell'uomo. Allora per mettere un freno a questo modello di sviluppo che sta distruggendo il pianeta bisogna avere le idee molto chiare, bisogna avere delle visioni strategiche. Noi abbiamo una classe che è completamente inadeguata, che continua a parlare di sviluppo in un pianeta che ha delle risorse finite, che è un sistema finito, una crescita infinita che non è possibile proprio in termini. Allora, invece, se noi guardiamo nella società è piena, è ricchissima di movimenti, di persone, di associazioni che si muovono e che si battono contro la sopraffazione dei diritti, contro la devastazione dei territori, dei beni comuni, ma per un altro tipo di sviluppo, un altro modello di società che appunto metta fine a questo tipo di sistema che non ha senso di essere. Ma quello che sta succedendo in tutta Italia, perché i movimenti si stanno muovendo dappertutto, Notav insegna, però quello che sta succedendo a Napoli uguale, per cui noi speriamo che anche la gente che magari è poco attenta a queste cose, anche se pensandoci forse si renderebbe conto. Fa un saluto ai napoletani e ai piemontesi. Ma io spero solo che quello che stanno facendo riesca ad ottenere dei risultati, perché il loro impegno è veramente encomiabile. Uniti si vince. Uniti si vince, bravo. Grazie.